Io ho cominciato proprio con i carnevali di Scaparro e quindi iniziato proprio l'attività, primo a Venezia e è stato una cosa abbastanza esplosiva perché anche il desiderio della città e quindi dei veneziani era quello di partecipare a questa nuova cosa che era il Carnevale di Venezia, quindi ricordava le antiche glorie di una Serenissima lontana e che dopo tanti anni ha ricominciato a rivivere con gioia e istinto proprio di farsi i costumi, di cercare le cose e quindi i primi artigiani hanno cominciato a esprimersi proprio anche in funzione del carnevale.